Ultime giocate anche in seconda linea e quindi si parte buona gara. Parte Matteo Orioli, spin, lavora su Sani, Christensen ha palla in testa, va in pipe dallo stesso Sani. Per ora 2 su 2 battute a cercare Sani, palla corta sullo stesso Sani di nuovo, Christensen in 4 per l'attacco di Keita, sale in cielo. Ancora Orioli violento su D'Amico, pipe bassa per Sani, ci arriva Masulovic. Gardini contro muro a 3 in contrattacco in diagonale, D'Amico difende, la palla in campo, Orioli appoggia. Palla in zona 2 da Masulovic, non chiude, appoggia ancora Diez. Altra chance per i break point, pipe per Orioli. Sani difende, Keita da 4 a una mano, Orioli tiene in vita anche questa. Gardini con poca ricorsa, col muro a 2 in diagonale, D'Amico ci arriva. Christensen in salto, fa un mezzo miracolo, Darlan non passa. L'azione non vuole finire, ancora Darlan da 2 in diagonale. Principale del Magliano, 12-8. Polo su Keita, ricezione bassa, lo stesso Keita va anche a attaccare da 4. Darlan a servire, nastro e palla in campo. La stessa rotazione da Darlan al servizio, addosso a Diez, ricezione perfetta di Diez, pipe di Orioli, palla a terra, ma l'applauso è per Diez. Christensen ha palla in testa, va in 4 da Keita, l'asta si muove, infrazione fischiata a Todorovic che con la mano cambia, non serve più da 5 ma serve da 1 questa volta. Addosso a Gardini, deve alzare Diez, Orioli non passa per il muro di Keita. Masulovic più o meno senza rincorsa, pallonetto spinto, Christensen la tiene, Keita salta sopra cortesia, Christensen flotta addosso a Gardini. Primo tempo anticipato di Polo. Di nuovo il Magliano per mettere il punto esclamativo alla vittoria di Verona. Keita fortissimo, Masulovic può arrivarci, ci arriva. Free ball Verona per vincere la partita. Christensen ha palla in mano in 4, Glazza, palla in campo, palla in campo. Cortesia forte addosso a Diez, in qualche modo l'ha presa Todorovic, anzi no, ace di cortesia, 27-25.